Allora coach, una sconfitta, come la valuta la prestazione della sua squadra? Credo che non abbiamo meritato probabilmente vincere questa partita, ha meritato Villorba, ha fatto un bel secondo tempo, abbiamo giocato bene direi sui primi 50 minuti, però un po' di imprecisione su quello che abbiamo fatto sul set piece e in gioco in fondo del nostro campo abbiamo sbagliato un po' troppo e quindi lì credo che abbiamo fatto troppi errori da quel punto di vista. Che è stata condizionata appunto da queste situazioni di palle perse, di indisciplina, no? Sì, ma di solito noi soffriamo di questo, quindi siamo un po' imprecisi sulla touche, sul gioco dietro e quindi questa è una cosa che dobbiamo cercare di migliorare sicuramente. Ecco, nel finale non siete riusciti a sfruttare, diciamo, l'ultima possibilità della palla a disposizione, perché con un ulteriore meta addirittura potevate ridurre due punti, sì, no? Esatto, eravamo ben consapevoli, però questo è purtroppo sono questi piccoli errori in precisione che noi come squadra soffriamo spesso e ci costa punti e anche partite. Quindi Così in generale questo inizio di stagione, se non sbaglio, proveniente da una vittoria, giusto? sì, A Pesaro. Sì, abbiamo, nel senso mi ha fatto specie vedere 30 giocatori, anche di più, in campo a Villorba 15 contro 15 di riscaldamento, purtroppo siamo in 24 e quindi con un sacco di infortuni, giocatori che stanno andando su dall'anno 18, quindi siamo in una fase diciamo quest'anno di cercare di dare esperienza ai giocatori perché purtroppo non siamo in una situazione comoda come altre squadre e quindi dobbiamo accettare questo, dobbiamo accettare le sconfitte quando non riusciamo a dare il massimo e siamo precisi, però quest'anno sarà proprio di far crescere quei giocatori giovani per il futuro. La prossima settimana chi vi Prossima tocca? settimana Tarvisio fuori casa, una partita che sarà molto difficile. Un altro derby, diciamo. Esatto, vedremo, dobbiamo cercare forse puntare sulla prima partita in casa e vedremo la settimana prossima, se portiamo a casa Qualcosa? 10 punti in 6 partite e sarò contento. Ah, ok, perfetto. E quindi si immagina insomma un inizio di campionato un po' Molto dura, complicato. sì, ma Ce l'aspetta, insomma. Con 25 giocatori a disposizione non è facile, quindi dobbiamo aspettare un mese per il rientro di altri. Quindi con una bella vittoria la settimana scorsa, peccato che abbiamo lasciato andare un paio di punti, 1 o 2, però vabbè, questo fa parte della crescita della squadra. Allora, bella partita. Diciamo dura perché comunque, ma sai, è comunque sempre un derby, quindi le partite quando si tratta di un derby sono sempre all'ultimo filo ma sempre combattute. Noi non abbiamo iniziato bene secondo me, infatti eravamo un po' come Legati. macchinosi, molto, molto lenti in tutto ciò che facevamo e secondo me poi il secondo tempo siamo venuti fuori e il risultato è riuscito a andare a nostro favore, quindi abbiamo portato a casa la partita. Questo era importante perché sai, comunque prendere anche 5 punti in un campo come Casale non è mai facile. Sì, siete riusciti anche a lasciarli a zero. Sì, nel senso a 0 punti anche quello era importante perché comunque consideriamo che il Casale la scorsa settimana ha preso 4 punti a Pesaro e secondo me non è mai facile perché andare a Pesaro è molto difficile, uno per il viaggio ma anche proprio per la squadra del Pesaro che è molto forte. Quindi ci aspettavamo una partita dura e la cosa bella è il fatto di averli poi presi a 0 e quindi adesso li abbiamo comunque superati e questo è importante. Squadra in crescita. È una squadra che secondo me deve lavorare ancora, sicuramente, però la base c'è e i miglioramenti ogni settimana si vedono.
Chi ti è piaciuto di più nell'interpretazione del tuo piano di gioco? Ma diciamo che non mi piace parlare di individualità, io cerco di parlare sempre del collettivo. Secondo me poi nei momenti di difficoltà si è vista la squadra e questo è importante, no? Poi sicuramente c'è qualcuno che ha giocato meglio, qualcuno peggio, ma l'importante è che sia venuto fuori il gruppo nel secondo tempo, ecco, questo è importante. Ecco, viene fuori la squadra nelle situazioni un po' di difficoltà, è stata brava da Ma questo sai, punto di non è vista. perché consideriamo che il rugby è uno sport di squadra. E quindi se poi non reagisci di squadra diventa difficile, perché poi una squadra di 15, se ci sono 2-3 individualità che fanno la differenza ma gli altri non girano, è difficile portare a casa la partita. Quindi secondo me trattandosi, come ripeto, di uno sport di squadra, è molto importante lavorare, questo l'abbiamo fatto insieme. Prossimi impegni per La prossima settimana giochiamo in casa contro il Sandonà, ok? Sandonà è una squadra è una neopromossa, ma è sempre dura giocare con loro perché sono molto fisici. Adesso la cosa importante per noi è leccarsi le ferite, perché comunque abbiamo avuto qualche acciaccato in questa partita, qualcuno forse anche serio, e mi dispiace per Bernardi Stefano, che penso si sia fatto male il ginocchio, e questo per lui in primis, ma per noi è un dispiacere. E quindi gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per la guarigione. E niente, pian piano adesso ci godiamo la vittoria, perché è importante sempre, secondo me, al di là di tutto, non pensare subito alla prossima. Anche un derby, Quindi un bel derby da esatto, vincere, ci godiamo la vittoria, il derby, e poi da lunedì iniziamo a pensare alla partita col Sandonà.